diretta dal Paladante di Sesto. Buon pomeriggio da Alessandro Carta per questo secondo turno della Coppa Italia di Serie 2 di futsal tra il Città di Sesto e l'Olympus Roma. Diamo subito un'occhiata alle formazioni, la formazione padrona di casa che va subito alla conclusione con Gigi Asquera al volo sul servizio del numero 5 Giulio Mura. Per Mura ancora il pallonetto per Asquera al volo, Galvan la conclusione deviata in calcio d'angolo. Mura che poi si ferma, pressato da due avversari, si ferma, la piazzata, poi Renan, la doppia risposta di Zanata, ancora di Gonzales in fase difensiva, poi la conclusione sul fondo del numero 6 Luca Pizzoli, palla che termina sul fondo, il blocco di Bonfin, il movimento di Bonfin, palla dentro per Bonfin, di tacco, la giocata geniale di Bonfin Vanderlei, stop dentro l'area di rigore e poi il colpo di tacco deviato ancora in calcio d'angolo. Il pallonetto adesso Ruggio al volo, il miracolo di Pozzo, la palla che viene deviata in calcio d'angolo ancora dal numero 9 Martinelli, la palla poi sul secondo palo, arriva in scivolata Martinelli sull'imbucata del numero 17 Galvan, palla che termina sul fondo, la protezione del pallone di Bonfin, poi la conclusione ancora di Mura deviata da Pozzo in fallo laterale. Luca Pizzoli, il controllo pressato da Gonzales che ruba palla con la sinistro Gonzales, il dribbling di Luca Pizzoli da ultimo uomo, occhiataccia di Pozzo ai danni del compagno di squadra. Ancora in calcio d'angolo, battuto Bonfin, la battuta a rete, poi Escobar col destro, ancora Alessandro Pozzo spedisce la palla in calcio d'angolo, ancora Bonfin, va sul destro con la destro Bonfin, palla sul fondo. Adesso Mura, 1 contro 1, ancora le funte di Mura, palla dentro per Bonfin, pallone di ritorno, Mura! Il sinistro potentissimo di Giulio Mura, il sinistro sotto la traversa, Pozzo non la può, pallone che supera l'estremo difensore dell'Olympus Roma e sblocca il risultato. Ancora le finte di Escobar, con la sinistra palla dentro Bonfin, c'è il 2-0 del Città di Sesto con il tocco morbido di Bonfin Vanderlei sulla conclusione in diagonale di Escobar. Adesso va Cargiu per Luca Ruggio al volo di prima intenzione, Renan la conclusione con la sinistra in porta, Zanata si distende in tuffo, spedisce ancora in calcio d'angolo. Palla per Mura, la conclusione poi di Galvan, sbagliano Mura ed Asquera che ha seguito sino in fondo Escobar, adesso palla dentro per l'altro Pizzoli, vale a dire il numero 6 Luca, palla calciata con la punta che termina sul fondo, ancora Renan, la giocata di Renan, palla in diagonale, poi c'è la conclusione di Galvan sul fondo e c'è il palo adesso di Galvan, mette subito in movimento Andrea Pizzoli, poi c'è l'intervento di Bonfin, anticipo su Renan, palla per Luca Ruggio, ancora Ruggio e arriva il gol da parte del capitano del Città di Sesto per il parziale di 3-0 della formazione padrona di casa. Arriva Andrea Cau, può provare il destro, palla dentro invece per Escobar, il tocco morbido, c'è il miracolo di Pozzo che spedisce ancora in calcio d'angolo. Ancora Mura sul punto di battuta, il pallonetto, Asquera al volo, sfiora ancora il gran gol. Escobar, la deviazione di Pozzo, palla che colpisce il palo. Nello schieramento con il punto di movimento anche il numero 5 Achille, arriva il gol di Fabrizio Zanata dalla distanza, pulisce subito l'estremo difensore della Città di Sesto, la tattica del tecnico Cristiano Caropreso con il gol del 4-0. Parte Renan con la destra, c'è il gol dell'Olympus che accorcia le distanze quando al termine dell'incontro mancano 3 minuti e 38 secondi. Arriva la marcatura da parte del numero 2, sicuramente il migliore della sua formazione, vale a dire il brasiliano classe 1996. La finta di Galvan, ancora Pizzoli per Achilli, il destro di Achilli ribattuto ancora, palla giocata
da Galvan per Pizzoli, c'è il pressing del Città di Sesto, palla vuota ancora Ruggiu con lo sinistro, la piazza Luca Ruggiu, palla che termina sul fondo. Adesso la conclusione di Galvan sul fondo e arriva qui la fine dell'incontro tra il Città di Sesto e l'Olympus Roma, fine della partita con il Città di Sesto che va alla Final Four di Coppa Italia.